Volevano fortissimamente il Rolex falso del loro coetaneo e per questo motivo non avevano esitato a mettere in atto un'azione violenta e intimidatoria. Il gruppetto aveva accerchiato e minacciato il giovane a cui con la forza era stato sfilato l'orologio dal polso. Una rapina in piena regola messa a segno lo scorso 2 settembre in pieno centro a Feltre. Il racconto del ragazzino, comprensibilmente sotto shock ai genitori, aveva fatto immediatamente scattare la denuncia ai carabinieri della compagnia di Feltre in un periodo movimentato all'epoca per episodi simili. Il giorno precedente su un pullman un giovane era stato preso a botte da 4 coetanei, tra loro una ragazza, che erano riusciti a impossessarsi delle sue cuffiette wireless. Il gruppo era stato subito individuato e per 3 di loro era scattato l'arresto. Per l'episodio del 2 settembre, i carabinieri del nucleo operativo di Feltre hanno condotto indagini che hanno consentito di identificare i responsabili. Le ipotesi, confermate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato l'azione violenta, hanno trovato conferma attraverso il ritrovamento dei capi di abbigliamento indossati dai ragazzi al momento della rapina. I carabinieri hanno recuperato anche il finto Rolex che nel frattempo era stato rivenduto a un altro ragazzo. I 4 baby rapinatori, tutti residenti nel Feltrino, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i minori di Venezia che ha coordinato le indagini.